Siete felici? Arriva il Giro. Benissimo, guarda, sono così contento, guarda che... Allora, fino il cuore, cioè, mi trema tutto quanto, mi trema ragazzi, sono felicissimo. Grazie Giro d'Italia, grazie per loro, guarda, abbiamo aperto come si dice qua, un festone, si può dire. Grazie Giro d'Italia. C'è tanto fermento, sì, un paese in movimento. Siamo contenti che Caorle ospiti questa importante manifestazione. Il clima è bellissimo, tutti felici, il Giro porta allegria, il Giro porta Affari. affari, ma porta allegria più che altro. Ho scoperto che porta veramente felicità come. Sì, al Giro! In attesa del Giro intanto si cucina qualche pietanza. Abbiamo preparato un po' di verdura ai ferri, salsiccia, coppacollo, petti di pollo e E il pranzo in famiglia. pranzo in famiglia, ad esempio. Viva il Giro allora! Pranzo in compagnia nell'attesa che arrivino. Avete organizzato una bella festa in casa con tanto di biciclette dipinte di rosa. Certo, ho organizzato una festa con gli amici e parenti e le ragazze hanno fatto questa bicicletta in rosa con l'addobbo dei fiori bianchi, ovviamente rosa. Tutto per il Giro. Chi arriva secondo lei tra i primi? Tra i primi Roglic da solo, anche se non è un velocista. Da dove viene? Da Sastino di Venza, provincia di Venezia. Il friulano, Milan. Milan. Da dove viene? Da Caorle. È qui da questa mattina presto? Sono venuto a curiosare prima per vedere quello che non si vede in TV e adesso mi sono messo qua con mia figlia vicino al traguardo. Contento di essere qui? Sì, oggi sì, devo essere felice, mi accontento di vedere una tappa dopo tanti anni sono andato anche l'anno scorso, però al traguardo non sono mai venuto, sono veramente contento di essere qua oggi. Un'emozione grande, il simbolo dell'Italia è questo e come dice il nostro governatore Zaia non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro. Number one, number two, ciao, viva il Giro d'Italia!